pomeriggio amici delle edicole di Pinuccio, buon pomeriggio a tutti, benvenuti, siamo in diretta da via Alessandro Pertini, 5 Frondi, tra poco, eccolo, vedete in fondo, sta per passare il corteo, ricco di persone, per la marcia nazionale della pace, città di 5 Frondi. Ringrazio intanto la famiglia Prudente per il balcone che ci ha permesso di avere questa inquadratura dall'alto. Come dicevo prima, ho fatto una diretta su Instagram in cui abbiamo fatto vedere più o meno il backstage. Alle ore 14 c'era il raduno e abbiamo vissuto il raduno insieme. Abbiamo visto anche le storie Instagram e Facebook e lì in fondo vedete sta per passare il corteo. Un corteo che è partito da Parco Peppino Impastato, adesso attraversa via Alessandro Pertini e salirà poi per le vie del paese, attraverseranno anche il centro storico, concluderà in Piazza della Repubblica alle ore 18, seguiranno i dibattiti, si esibiranno gli artisti e poi chiuderà alle ore 21 Eugenio Bennato in concerto. Non so se riesco a riprendere lo stabilizzatore. Eccoci qua. Slogan della Marcia della Pace 2023 scelto Marcia Nazionale della Pace come antidoto alle migrazioni forzate, senza dimenticare ciò che è successo a Steccato di Cutro.
Presenti diverse istituzioni, autorità del posto, non solo. Numerose le associazioni di tutto il territorio, non solo dei Cinque Fondi, inquadrati gli standard dei comuni che hanno partecipato, i sindaci o i rappresentanti. La libertà! Cosa vogliamo? La pace! Chi siamo? La libertà! Cosa vogliamo? La pace! Chi siamo? La libertà! Cosa vogliamo? La pace! Chi siamo? All we are saying, peace and time. Come on! All we are saying.
Sono le 15:47 a Cinquefrondi, fa tanto caldo. Infatti chi può si rifugia all'ombra. Ecco l'insegna della farmacia, segna 34 gradi centigradi. Stasera Eugenio Bennato in concerto alle ore 21, Piazza della Repubblica. Corteo che si chiude alle ore 18 proprio in Piazza della Repubblica, dopo il passaggio della marcia nelle varie vie del paese. Il concerto di Eugenio Bennato non lo possiamo trasmettere, questione di copyright. Comunque avrete qualche spezzone magari in alcuni video recap della giornata, quindi approfitto per rimandarvi ai nostri social Facebook, Instagram, Edicola di Pinuccio, e anche il nostro canale TikTok aperto da poco, quindi vi aspettiamo sui nostri social per vivere con noi le emozioni di questa giornata. Gridano sempre di più i bimbi nella banda dei birichini. Sotto le maggiorette dell'associazione Progetto Donna, eccole là, chiudono il corteo. Due moto dell'off track motoclub a chiudere. Qualcuno anche con l'appello di liberare Julian Assange. Sempre bello vedere un po' di colori sfilare per le strade. Bene, il corteo finisce qui. Ringrazio ancora una volta la famiglia Prudente, ringrazio Rosanna Politano che ci hanno ospitati nel balcone, e io
vi rimando, chiudiamo con la bandiera, vi rimando ai nostri canali social, Facebook, Instagram, Edicola di Pinuccio e TikTok, domani con un recap, YouTube anche domani con un recap della giornata. E restate sintonizzati sui nostri canali. Grazie ancora. A dopo. Sindaco Michele Conia, un evento importante per Cinque Frondi, si rinnova l'appuntamento, ma questa volta ancora più importante, collaborazione con Regosol, diventa un evento nazionale. Assolutamente sì, un evento storico a mia memoria senza precedenti. Cinque Frondi diventa teatro nazionale di una giornata importante dove questa è la giornata internazionale dei diritti del rifugiato e la marcia nazionale si sta tenendo a Cinque Frondi, tantissime adesioni, tantissimi sindaci, tantissime associazioni, movimenti, sindacati, partiti, il mondo della Chiesa. Diciamo, oggi qui a Cinque Frondi c'è veramente un mondo intero che chiede diritti per tutte e tutti, che chiede pace e principalmente che vuole anche stare insieme. Nonostante un caldo incredibile dopo mesi di pioggia, il corteo tra l'altro mano a mano che camminiamo cresce sempre di più, quindi è veramente bellissimo. Sono felice, emozionato e oggi posso dire orgoglioso di essere sindaco di una città straordinaria come Cinque Frondi. Slogan scelto: pace come antidoto alle migrazioni forzate. Sì, è uno slogan ma è anche un messaggio, perché noi riteniamo che l'unico metodo per fermare davvero le emigrazioni e le immigrazioni forzate sia quello di garantire la pace. Cioè se le persone possono vivere tranquillamente nel proprio territorio, nella propria casa, nella propria terra, nella propria nazione, allora non c'è bisogno di partire e di fare viaggi di speranza o andare a cercare altro. Quando si vive in luoghi di guerra, perché ricordiamo che oltre la guerra russo-ucraina ci sono nel mondo tantissimi conflitti, tantissime guerre dove ogni giorno muoiono centinaia di persone, anche di bambini. E quindi ecco, il messaggio che da queste strade, da questa piazza vogliamo lanciare a tutto il paese, a tutta l'Italia, è quella che è al mondo, anche all'Europa, e che noi riteniamo che la pace sia l'unica soluzione. Grazie. Rieccoci amici dell'edicola, buon pomeriggio di nuovo, siamo arrivati in Piazza Castello come potete notare, sta passando da qui il corteo con il banner di apertura. Siamo in diretta in contemporanea anche su Instagram grazie alla nostra collaboratrice responsabile del progetto Viviamo Cinque Frondi, Michela Franco. Poco fa abbiamo intervistato il sindaco Michele Conia, che un'intervista che potrete ascoltare prossimamente sui nostri canali social.
Siamo in diretta, no? Siamo in diretta? Sì, sì, sì. Abbiamo visto anche l'associazione, un posto di Calabria che qualche settimana fa ha organizzato proprio a Cinque Frondi un'escursione, è stata chiamata Pedipede Cincrundi. Trovate il video sul nostro canale YouTube se non l'avete ancora visto. La scuola danza di Domenico Napoli, Nunzio Bono di K-Graphic, che ha ideato il merchandising per questa marcia con borse, shopper in cotone, t-shirt eccetera 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 eccetera. Non si voleva riprendere. Il torneo Baby Champions Cinque Frondi presente.
ecco che il corteo si chiude e sta salendo verso il borgo, quindi non mi resta che salutarvi e vi ricordo come sempre di continuare a seguirci sui social. A tra poco, a tra poco. Attenzione, attenzione che mi tirano. Contro la guerra. Le donne aprono il tema della Buon pomeriggio di nuovo amici dell'edicola di Pinuccio, bentornati, bentornati. Siamo in Piazza della Repubblica, adesso inquadriamo il banner dell'evento che è poggiato qui sotto la torretta, sotto la torre civica di Cinquefrondi. Eccolo qua, il corteo è nel corso Garibaldi, sta scendendo qui in Piazza della Repubblica. Seguiranno i dibattiti delle varie autorità presenti. È stato un corteo molto partecipato, tante le associazioni che hanno aderito, non solo associazioni, anche comitati, sindaci dei paesi limitrofi. Scuole come la Banda dei Birichini. Noi siamo in questo momento sul palco di Piazza della Ecco che Repubblica. arriva il corteo, diamo il benvenuto in Piazza della Repubblica Cinquefrondi al Popolo della Pace. Pace come antidoto alle migrazioni forzate, il tema della Marcia della Pace 2023.
a Cinque Frondi, organizzata dalla Rete delle Comunità Solidali, dal Comune di Cinque Frondi, dalla Cooperativa Sociale Sancara, in collaborazione con Viviamo Cinque Frondi, con tantissime realtà del territorio. Ecco i gonfaloni dei comuni, decine e decine di comuni che hanno aderito alla Marcia della Pace. Benvenuti in piazza dopo questa lunga e calda marcia. Diamo il benvenuto anche ai sindaci con i gonfaloni, con la fascia tricolore, e al sindaco di Cinque Frondi, Michele Conia. Vi invitiamo a scorrere verso la mia destra per permettere a tutti i partecipanti di arrivare in piazza. Questa sera ore 21, concerto Eugenio Benato. Un corteo molto partecipato, coloratissimo. Continuiamo a scorrere per far arrivare tutti in piazza, Piazza della dove Repubblica. tra poco inizieranno gli interventi. È arrivato anche Michele Albanese. Mentre continuano a scendere persone da Corso Garibaldi, suona la torretta. Per voi amici cinquefrontesi che siete lontani, questo è un suono che ricorderete. Siamo un po' in largo anticipo rispetto all'orario preventivato. Era previsto alle 18 l'arrivo in piazza. Vedo anche autorità religiose presenti. Scuole, associazioni sportive. Comuni, sindacati. Don Pino De Masi, il parroco di Polissena, Don Serafino Venoso, il parroco di Cinque Frondi. Andrea, i ragazzi per immagino E a fianco il sindaco Michele Conia. Le ultime direttive per l'organizzazione dell'evento, mentre sta arrivando l'SD 5 Sports Events, associazione organizzatrice dell'evento Baby Champions, che anche quest'anno ha riscosso un grande successo al campo sportivo di Cinque Frondi. È riuscita a radunare diverse scuole calcio del territorio e non solo. Il furgone del partito Rinascita per Cinque Frondi.
Io direi che Bene, sono Bandiera arrivati della tutti, pace. possiamo cominciare. Benvenuti di nuovo a tutte e a tutti voi che avete urlato la parola pace, che è un valore assoluto. Le guerre le decidono sempre i potenti, ma le subiscono sempre i popoli. La rete delle comunità solidali, che quest'anno compie 20 anni di attività, ha voluto convocare qui una manifestazione nazionale non in una grande città, ma in un piccolo paese periferico del sud Italia, perché l'Italia è fatta di piccoli paesi che, a dispetto della narrazione dominante, dimostrano che un altro mondo è possibile, un mondo di buone pratiche, un mondo accogliente, non solo verso le sorelle e i fratelli costretti a fuggire dalle guerre e dalle persecuzioni, ma accogliente anche per tutti noi, per le associazioni, per i movimenti, per i cittadini che non vogliono essere solo spettatori, per tutti quelli che credono che i soldi e il potere valgono zero di fronte al valore della vita umana. La vita umana che viene calpestata e schiacciata dalle bombe, la vita umana che viene annegata in fondo al mare. Grazie a Recoson ho conosciuto decine di paesi che in silenzio cercano e trovano soluzioni innovative e virtuose. Tra questi comuni c'è Cinque Frondi e vi chiedo di fare un grande applauso al comune di Cinque Frondi che ospita questa marcia. Cinque Frondi è il comune della pace, comune antimafia, è un comune dei diritti, è un comune dell'accoglienza. E vicino a me c'è Roberta Manfrida, che è assessore del comune di Cinque Frondi, ed è significativo che in un piccolo comune Roberta, tra le altre deleghe, abbia la delega alle politiche della pace e la delega alla cooperazione internazionale. Grazie Giovanni e benvenuto a te, a Cinque Frondi, amico di Cinque Frondi e dei cinquefrondesi. Giovanni, ormai da anni la rete delle comunità solidali ci ha sempre sostenuto e noi abbiamo sostenuto lei. Vogliamo iniziare stasera e ne siamo orgogliosi, accogliendovi e ringraziandovi di aver partecipato insieme a noi a questa marcia con un pezzo di danza ballato da una ragazza di Cinque Frondi, una nostra concittadina, una bravissima ballerina, Miriam Tropeano. La scuola di danza è a Time for Dancing, la coreografia è di Domenico Napoli. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No heaven below us, above us on the sky. Imagine all the Miriam Tropeano della SD Time for Dancing di Domenico Napoli, scuola di ballo, balla sulle note di Imagine. Imagine there's no country. Isn't hard to do. Chiedo a voi che ci state seguendo Nothing to kill. un piccolo riscontro sulla qualità dell'audio, perché sono vicino alle casse e non so come si sente, And no religion to. altrimenti mi allontano dal palco. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one.
hard to do. Nothing to kill or die for, and no religion too. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. Oggi è la giornata mondiale dei rifugiati, di quei rifugiati che vengono lasciati annegare in mare, di quelli che vengono rinchiusi nei lager della Libia, finanziati dalla civile Europa, di quei rifugiati che trovano muri di indifferenza e di ostilità. Oggi abbiamo voluto legare il tema della pace a quello delle migrazioni, perché in un mondo senza guerre milioni di persone non sarebbero costrette a diventare migranti, perché in un mondo senza guerre, invece di foraggiare gli eserciti e l'industria delle armi, ci sarebbero i soldi per il cibo, per la sanità, per l'istruzione. Ma un mondo così non esiste. Ma noi siamo qui lo stesso, in tanti, a dire no alle guerre e a dire benvenuti a coloro che dalle guerre e dalle persecuzioni fuggono. E adesso sentiremo alcune delle loro voci, sentiremo la voce di Lidia, che arriva dall'Ucraina e che ha trovato accoglienza a Cinque Frondi. Sentiremo la voce di Momi Hossain, che arriva dal Bangladesh, di Jabate Mamadi Sar, che arriva dalla Liberia. Lidia. Momi. Accogliamolo con un applauso. Buon pomeriggio, benvenuto a tutti, grazie a tutti per avermi dato possibilità di parlare della mia vita. Inizierò la storia della mia una nuova vita con una piccola frase. Una solo non è vero, l'immaginazione non è la realtà. Io sono Momin Hossain, vengo dal Bangladesh, sono nato 1 gennaio 2000, ho 22 anni, ho vivo nella città di Soranga con la mia famiglia. Ho studiato in Bangladesh, ho frequentato la scuola elementare 5 anni, la scuola secondaria 5 anni. Oltre a studiare ho lavorato per aiutare la mia famiglia, ho lasciato in Bangladesh 2019, sono andato in Libia. Ho lavorato per alcuni mesi, c'erano vari problemi, la guerra, i ladri. La polizia del terrore che ministrava tutti noi, viveva nella paura, così ha deciso di venire in Italia rischiando la vita in mare. Ho dovuto dare i soldi che aveva risparmiato e un telefono. Ho lasciato la Libia 29 agosto 2020. Sono arrivato con la barca in Italia 30 agosto 2020 e da cui è iniziato un nuovo capitolo della mia vita. Adesso io abito Zoesa Unica con i miei amici. Non ho mai pensato davvero di vivere pace così bello. Sono veramente grato, non so come ringraziare Sankara Rekosol per avermi dato possibilità così belle, una casa in cui vivere. Ad essere curato quando sono malato. Inoltre ha la possibilità di studiare per imparare la lingua italiana. Penso che l'italiana sia il mio sogno. L'Italia è il mio secondo respiro di vita.
o studio nella secondaria di primo grado. Conseguito la licenza media e frequentato il corso interno di italiano Sankara Regosol Progetto 6. Grazie Sankara Regosol, grazie a tutti gli italiani. Questo mi ha dato la possibilità di vivere una vita nuova. Sono davvero orgoglioso di vivere al mio fianco tutti gli operatori del progetto e i miei nazionali. Grazie italiana. Io oggi partecipo alla Marcia della Pace per dire che tutti siamo fratelli. Nome c'è, colore della pelle che si saprà. Grazie a tutti. Grazie a te Rumi, grazie di questo racconto. Giobate. Ciao a tutti. I've got joy, peace like a river. I've got joy, peace like a river. I've got joy, peace like a river in my soul. Come on. I've got joy, peace like a river. I've got joy, peace like a river. I've got joy, peace like a river in my soul. In my soul, in my soul, in my soul, in my soul. Grazie a tutti. Buona giornata a tutti, vi saluto tutti con l'amore, la pace di Dio. Come siamo tutti qui? Per celebrare la giornata mondiale del rifugiato. Allora, vorrei richiamare alla nostra mente importante della pace e del rispetto della dignità umana. Prima di procedere, vorrei ringraziare da cuore il popolo italiano per la grande ospitalità che sta offrendo a noi rifugiati. Un ringraziamento particolare va al sindaco, alla comunità da Cinque Frondi e alla comunità da Gioiosa Gionica. Allora, in questo giorno importante, ho solo un messaggio da fare in tutto, in puntarsi in dito le un e le altro per la giustizia disumana in ci siamo trovati e lavoro insieme per ripristinare la pace e la dignità umana nella nostra società. Mettiamo da parte razza e religione. Tutti abbiamo pace, pace, pace. Ancora una volta, grazie a tutti. Grazie. Allora, Alessia ci legge l'intervento di Lidia, che viene dall'Ucraina e non se l'è sentita di essere sul palco, quindi ci ha chiesto di leggerlo. Ciao a tutti, sono Lidia e vengo dall'Ucraina. Sono in Italia da 1 anno e 2 mesi, insieme a mio marito e i nostri 2 figli. Non avrei mai pensato che avrei dovuto lasciare la mia famiglia e i miei amici, la mia casa, il mio lavoro preferito e andare così lontano, in un paese completamente diverso e imparare una nuova lingua. Prima di Cinque Frondi abbiamo vissuto in un altro paese e abbiamo incontrato sempre persone sincere. Certo,
Non posso dire che esistono solo persone buone. In ogni angolo del mondo le persone sono tutte diverse e hanno opinioni diverse, che vanno rispettate, anche se non siamo d'accordo. Nella vita auguro a tutti la fortuna di incontrare persone benevole e sincere, come è successo a me e alla mia famiglia. Vorrei essere in Italia in altre circostanze, ma purtroppo non tutto dipende dai nostri desideri. Auguriamo a tutti di non incontrare mai un simile disastro, perché è spaventoso e doloroso quando scoppia una guerra. Auguro a tutti voi la pace nei vostri paesi, nelle vostre famiglie e nelle vostre anime. Grazie mille Cinque Frondi, grazie sinceramente, grazie per il vostro supporto e la vostra comprensione. Grazie Alessia, grazie a Lidia per questo suo scritto. Io so che c'è un dono che è stato preparato dagli ospiti del progetto di accoglienza di Cinque Frondi per il sindaco Michele Gonia, a cui chiedo di venire qua. Un applauso al sindaco. Ed ecco, prego. Ciao, buonasera. Io sono afghano, mi chiamo Niazam Al-Barami. Grazie al progetto Sankara, grazie al sindaco Cinque Frondi, grazie a gente italiano, grazie a tutti, gente Cinque Frondi, grazie a tutti. Grazie a te, lui è qui con la sua famiglia. È una maglietta scritta a mano dalle donne, gli uomini, le bambine e i bambini del SAI di Cinque Frondi Mario Congiusta al sindaco Michele Gonia. Ci sono tutte le firme e ci sono delle frasi molto significative, leggiamole. Sorriso sul volto, dolore nel cuore, voglio giustizia e libertà. Sono stato aiutato molto in questa città, grazie ai Cinque Frondi. Per favore, fermate la guerra, siamo stanchi della guerra. Ho bisogno di sentirmi protetta e al sicuro, e adesso lo sono. Cinque Frondi per sempre nei nostri cuori, un grazie sincero. Un grazie alle buone persone di Cinque Frondi che mi fanno sentire a casa. Grazie Cinque Frondi per avermi accolto. Vogliamo la pace, grazie sindaco. Voglio vivere tranquillo, le guerre devono finire. Un grazie, non c'è via per la pace è la via. E infine grazie Cinque Frondi per avermi accolto e per avermi aiutato a ottenere i miei diritti. Direi che è un bellissimo regalo. Il sindaco è commosso. Grazie. Roberta, anche tu ti vedo commossa. Chiaramente fare l'accoglienza, come dire, ci carica sempre anche del dolore di molte persone, ma anche di momenti belli come questo in cui c'è un riconoscimento ad una comunità che ha accolto. Sì, assolutamente, alla fine fanno parte della nostra comunità, i nostri figli sono compagni di scuola e quindi fanno parte della nostra realtà, sono nostri concittadini. Adesso Giovanni, io vorrei chiamare qui sul palco a fare un intervento di saluto quello che è un'altra figura molto importante per la nostra comunità, perché comunque in una comunità sì c'è la scuola, sì c'è il comune, ma c'è soprattutto anche una parrocchia, quindi invito sul palco Don Serafino Venoso, parroco di Cinque Frondi. Un saluto a voi tutti che siete in questa piazza e i miei complimenti a chi ha organizzato il tutto, a chi ha avuto l'idea e poi attraverso il lavoro di tanto tempo, di tanti mesi, ha realizzato questa bella manifestazione. È importante che noi siamo qui in questa piazza perché c'è una cosa importante che ci unisce. Ci unisce l'amore per la pace e la pace è un valore fondamentale perché è legata con la vita. Guerra vuol dire morte, pace vuol dire vita, vuol dire progresso, vuol dire avere la possibilità di impiegare quei soldi che vengono spesi in negativo con la guerra per distruggere e far morire le persone, possono essere utilizzate per il progresso come persone. Ed è bello che noi siamo uniti da questo
valore che è fondamentale, che non dovrebbe trovare persone che non abbiano questo valore. Il fatto che è importante non è la manifestazione in se stesso, perché tante volte ci domandiamo, facciamo la manifestazione, che cosa cambia? Che cosa cambia con la manifestazione? La manifestazione vede innanzitutto dà a noi la capacità di rinforzare le idee nelle quali noi crediamo, l'idea del valore della libertà, e nello stesso tempo far arrivare a chi ha in mano il destino dei popoli e prende le decisioni di comprendere qual è il volere del popolo, perché questa è la discordanza, quello che il popolo desidera e quello che altri scelgono. E diceva prima Giovanni che tante volte chi prende le decisioni di fare la guerra prende le decisioni, ma poi non vanno a fare la guerra. Quelli che muoiono in guerra sono le persone umili, semplici del popolo. E allora noi dobbiamo ribadire questo no alla guerra con la nostra presenza, e dobbiamo non scoraggiarci, nel senso che dobbiamo per noi stessi, per le generazioni future, aspirare a un mondo dove le guerre non ci sono più. Nel 1965 Paolo VI, in un discorso all'ONU, disse questa frase che era un augurio: mai più la guerra, mai più. Però sono passati più di 50 anni e di guerre purtroppo ce ne sono state e ce ne sono tante. E non è soltanto, come sapete, la guerra tra Russia e Ucraina, perché in tante parti del mondo ci sono delle guerre che sono dimenticate. La guerra è sempre un qualcosa di negativo, e allora noi dobbiamo fare di tutto per far sì che la guerra sia completamente eliminata dalla faccia della terra. Possiamo essere contenti di questo quando avverrà. Non arriverà con la nostra generazione, ma alle generazioni che verranno. Noi dobbiamo preparare con questo un mondo dove non esiste più la guerra. E questa manifestazione, come veniva detto prima, è stata scelta in questo giorno in cui si celebra la giornata delle rifugiati. E qui il problema comincia ad essere più serio, nel senso che mentre il valore della pace è un valore che è riconosciuto dalla maggior parte delle persone, quando arriviamo a parlare di rifugiati noi sentiamo delle frasi che non dovremmo sentire. Ma per chi non si sta a casa sua? Ma che bello fanno, cani! Ditemi se qualche volta non l'avete sentito. Mi auguro che non ci sia nessuno in mezzo a noi che abbia pronunciato questa frase. Ma chi viene qua non è che viene in Italia o in Europa perché ha scelto che adesso voglio andare a passare le vacanze in Italia. È gente che scappa dalla guerra, dalla persecuzione, dalla morte. E noi dobbiamo accoglierla, perché non c'è differenza di persone. Ogni persona, ogni uomo e ogni donna, in qualsiasi parte del mondo abiti, e qualsiasi sia la sua condizione sociale, le differenze che noi creiamo, non ci sono queste differenze. Ogni persona ha la dignità di persona umana. Per chi crede, aggiungiamo, la dignità di figlio di Dio. E allora non possiamo fare queste distinzioni, e dobbiamo pretendere con questo, ad accogliere con tutti. Noi vediamo che succede, no? Gente che muore in macchina, gli ultimi fatti non li sto a citare, bambini, gente che sicuramente non ha nessuna colpa, che fugge dalla guerra, fugge da una situazione di disagio, che trova la porta in mare. L'accoglienza nei confronti di tutti. A me hanno insegnato che la civiltà di un popolo si riconosce dal modo come vengono trattate le persone più deboli. E allora vi chiedo, noi siamo un popolo civile? Punto interrogativo, ognuno dia la sua risposta. L'augurio che penso che la fuoriuscita è di poter costruire insieme, perché dobbiamo cominciare da noi. Dobbiamo sostituire
alla forza, un'altra forza, la forza dell'intelligenza e del ragionamento. Attraverso il dialogo si risolvono i problemi, non attraverso la forza. Quindi l'impegno di tutti è per poter costruire insieme un mondo dove la guerra sia completamente abolita e dove tutte le persone abbiano la stessa dignità, indipendentemente da dove vengono e da quali siano le proprie condizioni. Grazie. Grazie mille, don Serafino. Domanda. Eccoci, allora abbiamo sul palco Francesco Piobbi, che è dell'Associazione Mediterranean Hope. Francesco da tempo fa un lavoro importante proprio qui nella piana di Gioia Tauro con i migranti. Sì, faccio un lavoro con Un medico serve un medico. Si dice dove? alla scala della chiesa. Alla scalinata della chiesa serve un medico. Per favore, se c'è un medico alla scalinata della chiesa, non vi avvicinate tutti, serve un medico, non tutti, un medico. Ok. Lavoro con un progetto che si chiama Mediterranean Hope della Piana, che prova a dare dignità ai lavoratori braccianti, portandoli via dal ghetto con uno ostello che rimette al centro le pratiche di mutuo aiuto e di dignità nel lavoro. È un progetto che secondo me parla di riscatto di questa terra, perché vedete, io lavoro da 10 anni sul tema delle migrazioni, però vorrei affrontare la giornata di oggi partendo da quello che avviene ed è avvenuto nelle case di questo paese e nei paesi della Piana. Un processo di emigrazione che vede i vostri figli, le vostre intelligenze migliori andare via perché non c'è diritto al lavoro, perché i salari sono troppo bassi, perché questa società non gli offre la possibilità di vivere dignitosamente nella propria terra. E forse noi dovremmo ragionare così quando parliamo di immigrazione partendo dalla Calabria, da questo diritto negato della popolazione calabrese, dei vostri giovani e dei vostri figli che oggi vanno via a fare i camerieri nel nord Italia, di cui nessuno parla. Molto spesso le popolazioni calabresi, la gente del sud viene anche razzializzata, no? Da decine di anni è successo questo. Ed è un tema importante, ricostruire il noi del lavoro in questa terra che ha la forza del riscatto, ed è una forza del riscatto che va ritrovata, perché esiste questa forza del riscatto. Guardate che tutte le discussioni che facciamo oggi sul tema delle migrazioni ci parlano della necessità di ricostruire la società. Se noi ricostruiamo la società, se non ricostruiamo quel filo comune che ci permette di resistere a questa fame di profitto che ci toglie il futuro, noi non cambieremo mai le cose. Vedete, io ho lavorato tanti anni a Lampedusa. Una cosa che stiamo facendo è rimettere a posto le lapidi del cimitero di Lampedusa. Sapete cos'è la cosa peggiore che facciamo quando rimettiamo a posto le lapidi? Soprattutto le lapidi dei senza nome. È il fatto che diciamo che la tragedia di quel corpo rappresenta già le tragedie che avverranno. Già le tragedie che avverranno. Dopo Cutro, che ha visto centinaia di persone morire sulle spiagge di questa terra, dobbiamo ricordare i 600 morti nel largo del Mediterraneo. In queste ore, in mezzo all'oceano Atlantico, c'è un sommergibile che è andato sott'acqua. Se voi ci fate caso, tutti i media partecipano a questa emozione, a questa necessità del salvataggio di questo sommergibile che è andato sotto per vedere le persone, per vedere il Titanic, per fare una gita. Il biglietto per questa gita costava 250.000 euro. Queste persone secondo me vanno salvate, noi dobbiamo salvarle. E io sono contento che in questo momento ci siano navi militari che sono partite per salvare queste 5 persone. Ma ci ricordiamo di salvare queste 5 persone e ci ricordiamo di essere umani solo perché in fondo al mare ci sono i ricchi.
perché quando in fondo al mare ci vanno i poveri, noi ce ne dimentichiamo. Quando in fondo al mare ci vanno i poveri, noi perseguitiamo le persone che vanno a soccorrerli. Quando in fondo al mare ci vanno i poveri, noi diciamo che è colpa loro, come se la povertà fosse una colpa e il privilegio è diventato un valore. Hanno ribaltato i significati, li hanno ribaltati nel mare, li hanno ribaltati su questa terra, per i giovani calabresi che sono costretti ad andare via, anche loro migranti, perché hanno tolto il diritto al lavoro, e lo hanno tolto anche ai braccianti che vengono sfruttati in grigio dalla grande distribuzione che fissa i prezzi e costringe queste persone, piccoli produttori e lavoratori, a prezzi infami. Noi dobbiamo ricostruire il riscatto di questa terra, ricostruire la società, ricostruire la giustizia sociale, contro la guerra, perché questa è la guerra dei ricchi contro i poveri, è una guerra delle nazioni contro le nazioni, ed è una guerra che vuol cancellare il diritto alla mobilità, soprattutto in un mondo che sta collassando dal punto di vista climatico. Cosa diciamo ai nostri figli quando le foreste andranno a fuoco, quando il cambiamento climatico ci costringerà anche a noi a cambiare? Cosa diremo ai nostri figli? Questo è il punto. L'immigrazione oggi ci pone le domande del domani. Non possiamo restare indifferenti, ma l'indifferenza si combatte se apriamo il tema del riscatto, della giustizia e della dignità del lavoro. Grazie Francesco. E ha ragione lui. Cosa diremo ai nostri figli? Però io vorrei fare un'altra riflessione. Cosa ci dicono loro a noi? Ecco, e questo è il caso di uno spettacolo che c'è stato ieri pomeriggio qui a Cinque Frondi. Una scuola dell'infanzia ieri ha festeggiato la fine dell'anno scolastico qui in piazza, su questo palco, e ci ha emozionato tutti, perché i bambini hanno parlato di diritti e hanno parlato loro. E allora io li ho invitati a venire oggi, li abbiamo invitati come amministrazione, e loro hanno accettato. E io sono contenta oggi di farvi sentire a voi cosa hanno da dire i bambini della terza sezione della banda dei Birichini con la maestra Federica. Seduta in poltrona nel suo salotto, Molly riflette mangiando un biscotto. Leggendo un libro è venuto a sapere che al mondo esiste diritto e dovere. Parole importanti da tenere presenti, significative per tutte le genti, ma facilissime, ma ciò non vuol dire che non si possono davvero capire. Volete sapere l'utilitto cos'è? Cosa che gli altri riconoscono a te. Che dovere, volete sapere di più? È ciò che per tutti puoi fare anche tu. Sono per tutti diritti e doveri, valgono oggi, valevano ieri. Hanno diritti grandi e piccini, hanno doveri adulti e bambini. Molly allunga il collo all'invita, la tartaruga è davvero stupita. Sul libro osserva un'illustrazione intitolata Dichiarazione. È stata scritta diversi anni fa in un palazzo di una grande città, e per dire ai ricchi e ai poveretti che tutti i bambini vanno protetti. C'è il diritto
ad essere amati, voluti bene, compresi e aiutati, perché l'amore, l'emozione che chiamiamo amore, aiuta a crescere e fa bene al cuore. Per i bambini essere amati vuol dire pure essere coccolati, e se qualcosa li ha spaventati è giusto che siano consolati. A questo punto serve attenzione, occorre una bella precisazione. Agli adulti amorevoli deve seguire il dovere dei bambini di ubbidire. Ho il diritto fare a una famiglia, che il bimbo sia figlio o figlia, una famiglia che ama e protegge e se necessario interviene e corregge. Quella famiglia il bimbo sia nato oppure che sia stato adottato, l'importanza ne ha poca, anzi nessuna, è l'affetto che conta, che li accomuna. L'importante diritto al sostentamento, parola difficile ma in un momento è che in arrivo la spiegazione, sostentamento e alimentazione. Non può essere fatto ogni bambino avere la pancia piena. Sappiamo tutti che così non è, che questo diritto per molti non c'è. Allora i bambini che hanno a mangiare hanno il dovere di non sprecare. Molli leggere il grosso librone, anche il diritto all'istruzione, cioè il diritto di imparare a leggere, a scrivere e a contare. È proprio questo che la scuola sa fare. Inoltre ciò insegna a pensare, a vivere in gruppo, fare esperienza di democrazia e di accoglienza. In alcuni paesi la scuola non c'è, oppure per pochi, i ricchi cioè, e chi non conosce non si istruisce, neppure i propri diritti capisce. Ancora una cosa, una precisazione, sempre a proposito di istruzione. Questo è un diritto da apprezzare, chi ne gode il dovere di studiare. In ultimo, un diritto elementare al quale spesso si deve pensare. Vale per tutti qui sulla terra, crescere in pace e non con la guerra. Grazie mille, grazie bambini, grazie alla banda dei birichini. Mentre chiamo sul palco a raggiungermi Don Pino Di Masi dell'associazione Libera contro tutte le mafie che ho visto in piazza fino a poco fa, io vorrei dirvi che il progetto di accoglienza di Cinque Frondi, di cui abbiamo conosciuto alcuni degli ospiti poco fa, ha un nome, si chiama Mario Congiusta. Mario Congiusta è un uomo che ha visto morire suo figlio Gianluca Congiusta, morto
di morte violenta per colpa dell''ndrangheta che lo ha ucciso. E Mario è sopravvissuto alla morte di un figlio ed è riuscito a trasformare il dolore, che ovviamente non è mai andato via perché non può andare via, in forza per provare a lottare e a chiedere giustizia. Ma Mario questa giustizia non l'ha avuta, perché Gianluca è stato ucciso, ma per la legge italiana non si sa da chi. Nessuno ha pagato, nessuno pagherà, il processo è finito e non verrà riaperto. Gianluca è stato ucciso dall''ndrangheta, Mario Congiusta è stato ucciso dalla giustizia o dall'ingiustizia italiana ed è vittima dello Stato italiano. E allora oggi vogliamo anche ricordare Gianluca e Mario e mandare un grande abbraccio a tutta la famiglia Congiusta, a Roberta e a Donatella. Sì, buonasera a tutti. Proprio il ricordo di Mario, di Gianluca e di tutta la famiglia, ecco, credo che sia doveroso e ti ringrazio per aver fatto memoria. Don Serafino poco fa ha citato Paolo VI, che oggi è santo, e nel 1967 Paolo VI annunciava un'enciclica, la Populorum Progressio. Per la prima volta in quell'enciclica il mondo non veniva diviso, eravamo in piena guerra fredda, tra est e ovest, tra comunisti e democratici, ma per la prima volta veniva diviso tra sud e nord, tra i popoli dell'opulenza e i popoli della fame. Oggi noi siamo qui proprio perché quell'intuizione di Paolo VI non solo si è rivelata vera, ma purtroppo è aumentata sempre di più. Il mondo oggi è diviso tra gli opulenti e i poveri, e gli opulenti aumentano sempre di più a svantaggio dei poveri. E allora, ecco, noi oggi abbiamo fatto una marcia, abbiamo camminato. La simbologia del cammino mi sembra molto importante. Se il mondo è diviso tra popoli dell'opulenza e popoli della fame, quindi dove i popoli della fame sono i popoli in guerra, coloro che fanno e subiscono la guerra, dove sono i migranti, dove sono coloro che devono purtroppo abbandonare il loro paese, quale deve essere il nostro atteggiamento? Non quello del commuoverci, ma quello del muoverci. Ecco perché la marcia è stato un bel simbolo. Dobbiamo muoverci nella corresponsabilità. Purtroppo i governi non si muovono in un senso, per salvaguardare gli opulenti, i popoli dell'opulenza, non i popoli della fame. E allora anche lì Paolo VI aveva avuto una grande intuizione, diceva: non ci meravigliamo se un giorno i popoli della fame si ribelleranno. Noi oggi dobbiamo fare sì che anche nel nostro paese aumenti un movimento dalla base. Dobbiamo essere la base, i popoli, a ribellarci e a lavorare perché il divario tra nord e sud non aumenti ma diminuisca sempre più. E allora non dobbiamo commuoverci, non dobbiamo fare una semplice marcia per magari pensare di aver fatto una buona cosa. Dobbiamo lavorare, e lavorare innanzitutto dentro di noi, dentro le nostre comunità, perché attraverso il dialogo, attraverso la condivisione, attraverso il camminare insieme ai poveri, questo divario diminuisca. Le guerre termineranno, le migrazioni in senso negativo quindi termineranno quando noi prenderemo questa coscienza e lavoreremo e ci ribelleremo, camminando insieme ai poveri e agli ultimi della terra, ma camminando veramente. Allora la giornata di oggi sarà importante nella misura in cui lascerà un segno dentro di noi e nelle nostre comunità, altrimenti ci ricorderemo di questa passeggiata e tutto finirà lì. Allora l'augurio che io faccio, e lo faccio anche
a nome di Don Luigi Ciotti, che aveva dato l'adesione a questa marcia, ma sin dal primo momento aveva annunciato che non sarebbe potuto essere presente. Ecco, anche a nome suo, a nome di Libera, ma soprattutto a nome dei poveri della terra, ecco, auguro che veramente possiamo tutti nel nostro piccolo fare questo cammino controcorrente a chi ci governa, perché veramente il divario, quel divario che Paolo VI denunciava alla fine degli anni 60, possa essere sempre più invece accorciato e non allungato. Allora, grazie a chi ci ha dato questa possibilità oggi di camminare, ma soprattutto di riflettere, di prendere coscienza di questa situazione, e buon cammino a tutti a fianco agli ultimi della terra. Grazie Don Pino. Oggi a camminare eravamo tantissimi ed è nostro dovere ringraziare, e vorrei invitare qui sul palco con me e farle fare un saluto Carmen, che ha coordinato un gruppo di manifestanti, un gruppo di amici, un gruppo di concittadini, cittadini del mondo come noi, che viene da molto lontano. Adesso ci racconta, non lontanissimo, ma più lontano di altri. Adesso ci racconterà lei chi sono e da dove vengono. Grazie, buonasera a tutte e tutti, grazie all'amministrazione di Cinque Frondi, alla rete Recosola, all'associazione Sankara per aver ideato questa manifestazione nazionale, e consentitemi da parte della delegazione della Basilicata di ringraziare il sindaco Michele Conia, il presidente del Consiglio Fausto Cordiano per la calorosa accoglienza. Noi oggi non potevamo non esserci, l'ho detto anche in altre brevi interviste, perché chi vuole dividere, reprimere, cacciare, escludere, noi possiamo appunto rispondere con parole di solidarietà, con la cooperazione, con l'accoglienza, con la pace. Non condividiamo il decreto Cutro che, come sapete, ripropone formule già vecchie che in passato non hanno risolto nulla, anzi hanno provocato ulteriori ingiustizie e difficoltà per i migranti. E inoltre, come sapete, il decreto Cutro priva l'istituto della protezione speciale, che rischia di ricacciare migliaia e migliaia di lavoratori e lavoratrici migranti nello sfruttamento, nell'irregolarità, nella totale assenza di sicurezza sul lavoro. E quindi noi qui oggi siamo proprio qui convintamente per appunto opporci a queste nuove disposizioni legislative. E per quanto riguarda sempre il decreto Cutro, non possiamo consentire la possibilità di costruire nuovi CPR, che sono dei luoghi orribili, così come sono stati definiti dalle organizzazioni internazionali umanitarie, dove i migranti, sapete, rischiano di finire pur non avendo commesso nessun reato. E poi sul versante guerra, pur sapendo, pur discriminando chi è stato aggredito e chi è l'aggressore, per noi è inaccettabile che risorse economiche del PNRR possano essere sottratte e distolte e dirette verso le multinazionali della guerra, trasformando così la tragedia umanitaria della guerra in Ucraina in un'ulteriore occasione di profitto per i signori della guerra, per le multinazionali delle armi. E inoltre agli appuntamenti mancati con la pace e con la diplomazia noi rispondiamo con un immediato cessate il fuoco, non solo per la guerra in Ucraina, ma per tutte le centinaia di guerre dimenticate che insanguinano il mondo in questo momento. Allora, con la nostra partecipazione qui vogliamo opporci a tutte le guerre, a tutte le devastazioni ambientali che privano i popoli di ogni speranza di futuro. Noi siamo pronti a rimboccarci le maniche e con il sorriso sulle labbra a partecipare, a contribuire, a seminare semi di speranza e di futuro per i nostri fratelli e per le nostre sorelle migranti. Grazie a tutti e buona manifestazione. Grazie Carmen. C'è una rappresentanza dell'ANPI, invito Vallone a raggiungermi sul palco per un breve intervento. Buona
Buonasera a tutte e a tutte. Io porto il saluto dell'ANPI, dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia. Porto il saluto di tutte le sezioni e di tutti i comitati, del Presidente Pagliarulo, della segreteria e del Comitato Nazionale. Uno degli striscioni che abbiamo nella nostra sede c'è scritto l'umanità al potere, è uno striscione che abbiamo messo alle prime stragi di migranti in mare e non lo abbiamo più tolto perché questo obiettivo dell'umanità al potere ancora è rimasto un obiettivo difficile da raggiungere, un obiettivo complicato. Noi non siamo qui per dare sentenze, per esprimere pareri di carattere penale verso quello che sta succedendo nel mare, con l'uccisione, con le morti di tanti migranti. Questa piazza non è un tribunale che può emettere sentenze di tipo giudiziario, ma se questa piazza potesse esprimere un giudizio morale sui governanti dell'Europa, sui governanti dell'Italia, li condannerebbe per la responsabilità morale che hanno avuto e che continuano ad avere per le morti di migliaia di persone nel nostro mare. Li condanniamo, questo non è un tribunale, ma siete condannati. E noi non abbiamo nulla da dividere col dolore che viene esposto a mo' di telecamera da questi governanti, questi atteggiamenti contriti, questi atteggiamenti di dispiacere. Se hanno davvero il dispiacere facessero quello che gli abbiamo suggerito, si dessero da fare perché venga celebrata a livello europeo una giornata di lutto nazionale per quello che è avvenuto a Cutro, per quello che è avvenuto oggi in Grecia. Se davvero vogliono manifestare la loro solidarietà con queste morti, con le loro famiglie, facessero questo. È giunto il momento di dire basta. Noi in queste nostre manifestazioni dobbiamo sempre trovare nuove parole per esprimere il dolore, ma le parole non bastano più. Noi sono anni, sono decenni che oramai siamo nelle piazze, manifestiamo, cerchiamo di far capire alla politica che i migranti non sono il nemico, non sono il capro espiatorio di tutte le cose che non vanno bene. Lo stiamo spiegando in tutte le maniere. Quindi siamo molto contenti come Associazione Partigiani di essere qui in questa piazza e lo saremo in tutte quelle occasioni che faranno la voce alta contro l'Europa, contro il governo italiano, contro tutti coloro che girano la testa dall'altra parte di fronte a questi drammi che coinvolgono migliaia se non milioni di persone. Grazie a tutti. Grazie mille, grazie. Ognuno il suo pensiero lo esprime in modo diverso. È inutile negare che in Calabria abbiamo un grande artista che esprime il suo pensiero con l'arte, arte di quella pura. È un artista che abbiamo avuto la fortuna di avere a Cinque Frondi più volte e di avere le sue opere sui nostri muri, quindi sono molto orgogliosa di presentarlo anche in questa occasione qui. E quindi passo la parola a lui, Massimo Sirelli. Nazionale. Grazie di cuore, sapete quanto io sia felice ed emozionato di essere con voi, mi sento in qualche modo parte della vostra comunità dalla prima pennellata che ho dato in questo paese e se ricordi bene il primo intervento si intitolava 5 torri di pace, per cui sembra paradossale ma è un cerchio che si chiude oggi essere qui per unirmi in questo importante momento. Ho fatto tanta strada, non vi voglio annoiare, ma anche questo per me è un gesto di pace, un gesto fra due comunità che sono lontane, che però possono essere vicine. La pace non è solo quando non c'è la guerra, la pace è anche essere vicini ad un altro, al tuo vicino di casa, al tuo amico, oppure ad una comunità come la vostra. Grazie. Grazie mille, grazie Massimo. Mentre chiamo Luigi De Magistris accanto a me, che insomma ormai è di casa a Cinque Frondi, una comunicazione di servizio. Ci hanno segnalato che è stato perso un paio di occhiali con una montatura azzurra. Sono occhiali da vista, se qualcuno li trovasse li può portare qui al palco. E poi, prima di dare la parola a Luigi, fatemi fare un saluto tra le tante persone che ci sono in piazza. Ecco qua, abbiamo trovato gli occhiali, quindi il proprietario può venirli a ritirare, grazie. Vorrei chiedervi un applauso per Peppino Lavorato, ex sindaco di Rosarno, che non se la sente di intervenire, di salire sul palco, ma è qua con noi. Luigi. Allora, buon pomeriggio, io sono molto grato
a Michele Conì, all'amministrazione comunale di Cinquefrondi, alle associazioni, i comitati, i movimenti, i sindacati, tutti quelli che hanno deciso di non genuflettersi di fronte alla scelta dei governi occidentali e non solo di portarci verso la terza guerra mondiale. Molte volte discutiamo di Costituzione. Noi siamo fermamente convinti che la scelta dell'Italia di mandare sempre più armi in Ucraina è in violazione dell'articolo 11 della Costituzione, dove sta scritto che l'Italia ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Molto importante che sia stato scelto il 20 giugno, che è la giornata mondiale del rifugiato. Noi abbiamo vissuto una settimana di 3 giorni di lutto nazionale, abbiamo passato una settimana con i funerali di Stato, una settimana con il Parlamento che si è fermato, i consigli comunali che si sono rinviati, muoiono centinaia di persone, migliaia di persone, decine di migliaia di persone nel Mar Mediterraneo e le consideriamo un effetto collaterale delle politiche economiche e governative e della globalizzazione dei mercati, della finanza e della disumanità. Allora unire la giornata del rifugiato con la marcia della pace significa dire che noi siamo non violenti, pacifisti, vogliamo la giustizia sociale, economica e ambientale. I governi non cambieranno mai nulla, dall'alto il cambiamento non viene, dobbiamo scetare i popoli. C'è bisogno di un'insurrezione popolare non violenta, culturale, pacifica e costituzionalmente orientata. Guardate, o si svegliano i popoli oppure l'abisso sarà sempre più vicino, e aver visto oggi tanti bambini, tanti ragazzi e ragazze credo che sia un momento molto bello per la Calabria. Io credo che solo dai sud del mondo può venire il cambiamento. Uniamoci sui valori di solidarietà, libertà, fratellanza, giustizia, per la pace contro la guerra. Grazie Michele, grazie Cinquefrondi, grazie Sud, grazie Calabria. Ciao! Allora, per fortuna ha cambiato idea e quindi stiamo aspettando sul palco Peppino Lavorato che interverrà. Ne siamo onorati per quello che ha rappresentato la sua storia, per quello che è stato ed è per Rosarno e per la Calabria. Vicky. Accogliamolo con un grande applauso, Peppino. Io sono il più vecchio, certamente tra i più vecchi. E sono qui perché quindi mi tocca ricordare che la Piana, la nostra Piana, già 60 anni or sono, negli anni 60 del secolo scorso, manifestava per la pace, per la libertà, l'integrità territoriale dei popoli, contro gli aggressori già 60 anni fa. La marcia tra gli ulivi. Presidente del Comitato internazionale per la pace del mondo era Emilio Argiroffi, senatore della Repubblica Emilio Argiroffi. E a dirigere il partito nel quale militavo c'era un vostro concittadino, Pippo Tropiano, una mente lucidissima e un cuore immenso. E sarei lungo se dovessi ricordare tutti i compagni braccianti, contadini poveri, che dirigevano il partito e il sindacato
ed erano sempre, dalla mattina alla sera, tra i problemi della povera gente. E sono i problemi tra i quali dobbiamo ritornare se vogliamo liberare il nostro paese da governi che ci ricordano tempi ai quali non si deve ritornare più. Io voglio ricordare questo sul fondo, che questa deve essere ancora la piena con quei sentimenti, i sentimenti che animavano i contadini poveri, devono animare adesso la povera gente, deve animare gli studenti, i giovani e tutti quelli che vogliono cambiare questa società infame. Grazie e buonasera. Grazie mille, grazie. Un secondino che aspettiamo Giovanni. Allora, stiamo attendendo Michele Santoro che sta per arrivare, quindi prendiamo ancora qualche minuto. Intanto vi ricordo che questa sera alle 21:30 questa giornata prosegue con il concerto sempre qui di Eugenio Bennato e Taranta Power. Eugenio Bennato, Vento Popolare, mi correggono. Adesso stiamo per trasmettere un video, giusto? Stiamo per trasmettere un breve videoclip che preannuncia il concerto di questa sera e subito dopo l'intervento di Michele Santoro, che precederà le conclusioni del sindaco di Cinquefrondi, Michele Conia. C'è Matteo che passeggia là. Qualche attimo di pazienza, a breve partirà il videoclip. Quando non è condividi storie, sai, E allora siamo in attesa dell'annunciato videoclip, segue l'intervento di Michele Santoro, chiuderà il sindaco di Cinquefrondi Michele Conia. Michela Franco dovrebbe avvicinarsi al palco. Michela Franco. Vai Michela. Mentre scriviamo Michele Santoro, che sta arrivando, vorrei ricordarvi alcune delle missioni che sono state date a questa marcia, anche da chi ne può venire, missioni ideali come quella di Don Luigi Ciozzi, di Luca Casarini e di Mediterranea Saving Humans.
di Emergency che è stata a marciare con noi, di Gad Lerner, giornalista, dell'artista Jacopo Fo, Giorgio Cremaschi, di Piero Bevilacqua, storico, scrittore, saggista, Lea Melandri, giornalista e attivista, la città metropolitana di Reggio Calabria che era presente con il Gonfalone, il partito della rifondazione comunista Sinistra Europea, Rescue People Saving People, Giuseppe Audino, ex senatore del Movimento dei 5 Stelle, l'ASCI, l'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione, con il presidente Lorenzo Trucco e altri aderenti, l'ex europarlamentare Eleonora Forenza, Manifesta, Livio Pepino di Volere la Luna, Tonino Perna di The Last 20, Emilio Sirianni, magistrato, e poi tantissimi sindaci, alcuni dei quali hanno sfilato con noi, la CGIL, il rapper Kento, Stefano Bartoli, musicista, tanti consiglieri comunali, tanti assessori, Lampi che abbiamo ascoltato, qui davanti l'elenco, tantissime associazioni, soprattutto calabresi ma non solo, anche dei sindaci non calabresi hanno dato un'adesione pur non essendo venuti in presenza. C'è una lista lunghissima. Prima ho sbagliato l'orario del concerto, ho detto alle 21:30, invece sarà alle ore 21. È arrivato in piazza Michele Santoro, che salutiamo, ringraziamo, lo aspettiamo sul palco per il suo intervento. Michele Santoro lo conosciamo tutti, conduttore televisivo per moltissimo tempo, autore di diversi libri. Michele, ti aspettiamo sul palco. Accogliamolo con un applauso, Michele Santoro. Non ho fatto la marcia, però ho fatto un lungo viaggio, quindi insomma sono giustificato. E domani farò anche un altro più lungo. Dunque, non è un caso che sia venuto, perché secondo me dovunque sventola in questo momento la bandiera della pace noi dobbiamo essere presenti, perché è un momento veramente molto complicato dell'esistenza dell'umanità addirittura. Ieri leggevo, non so, sarà capitato a molti di voi di poterlo fare, le analisi che un gruppo di olandesi ha fatto sulla situazione che si sta verificando in Ucraina, dove alle centinaia di migliaia di morti si aggiunge una distruzione sistematica dell'ambiente, tanto che si può parlare di ecocidio. È un articolo che ha scritto Milena Campanelli per il Corriere della Sera, ma pensate, in questa ricerca si mette in luce che sono state distrutte 900 fabbriche, più di 160.000 abitazioni. Molte di queste abitazioni pongono nell'ambiente, disperdono nell'ambiente non solo polveri sottili ma anche amianto. Sono state distrutte dighe, come avete potuto vedere, sono state distrutte centrali elettriche e nei fiumi sono stati dispersi materiali estremamente nocivi come il nickel, come il cadmio, come tantissimi materiali che infesteranno non solo i fiumi ma anche il mare di Azov. È una distruzione dalla quale ci vorrà chissà quanto tempo per venire fuori, ma la cosa più grave è che si è innescato un meccanismo per il quale io non capisco come facciano ad essere così
tranquilli sulla impossibilità che si verifichi un incidente che può mettere a repentaglio l'esistenza dell'intera umanità e dell'ambiente, della natura per come noi la conosciamo. Cioè noi ci fidiamo di questi generali in campo, che siano russi o che siano ucraini, che abbiano il controllo pieno della situazione, quando non è assolutamente vero che hanno il controllo pieno della situazione. In tutti e due i campi si sono verificate e si verificano delle situazioni di differenze, contrasti, conflitti, per cui ci possono essere delle fazioni che fanno delle cose senza che Zelensky lo sappia, oppure per costringere Zelensky a fare altre cose, e ci possono essere delle fazioni che si muovono per costringere Putin a fare qualcosa. Guardate, noi abbiamo dimenticato la storia, ma ci sono stati altri momenti come questi, per esempio la crisi famosa a Cuba. Io non so se voi conoscete l'episodio del famoso sommergibile russo che circolava nei pressi di Cuba e che a un certo punto fu avvistato dagli americani che lanciarono delle bombe di profondità contro questo sommergibile che era armato di missili atomici che potevano partire contro gli Stati Uniti. Queste bombe di profondità erano bombe di profondità a salve, bombe di profondità che non avevano un contenuto fortemente aggressivo, ma chi stava nel sommergibile non lo poteva sapere che erano bombe a salve. Quindi a un certo punto il comandante del sommergibile ha ordinato di armare i missili e potevano partire questi missili contro gli Stati Uniti e gli Stati Uniti avrebbero distrutto il mondo per rappresaglia. E per fortuna c'era un secondo di bordo che ha fermato quel capitano, che gli ha detto di non farlo, perché altrimenti il mondo sarebbe stato distrutto. Cioè noi non possiamo immaginare che queste forze abbiano il controllo pieno della situazione e che un incidente di questo tipo non si possa verificare. Ora, vedere centinaia di migliaia di morti, vedere un paese interamente distrutto e poi sentire che tanto lo ricostruiremo, andrà tutto bene. Ed è una frase che noi ci sentiamo di dire ogni volta che c'è un'emergenza. Andrà tutto bene. Ma andrà tutto bene per chi? Ecco la domanda che ci dobbiamo cominciare a porre. Andrà tutto bene, ma per chi andrà tutto bene? Ora, durante i 2 anni che è durata la pandemia, quando abbiamo dovuto combattere il virus e quando un intero pezzo di popolazione per forza di cose si è dovuto fermare e si è economicamente indebolito, i 10 uomini più ricchi del mondo sono passati dal possedere 700 miliardi di dollari a possederne 1500 in 2 anni, da 700 miliardi a 1500 miliardi. 160 milioni di persone sono precipitati nella fame. Ora, quella che si sta combattendo in Ucraina è sicuramente il risultato di una brutale aggressione di Putin. Ma come sarebbero andate le cose se quelli dall'altra parte avessero deciso di non combattere come hanno combattuto? Come sarebbero andate le cose? Come sarebbe avvenuta questa escalation se questa guerra non fosse stata anche desiderata dall'altra parte? Perché quando sono entrati in quella maniera violenta i carri armati in Ucraina, non è che hanno trovato soltanto Davide a combattere contro Golia, hanno trovato i missili Stinger che li hanno fermati quei carri armati. E quei missili Stinger non erano lì a caso. A noi ci è stata raccontata la favoletta di Zelensky che voleva scappare, che gli americani gli avevano consigliato di scappare, ma questa è una favola assoluta. Erano pronti a colpire
E infatti non si capisce manco bene perché Putin sia intervenuto in questa maniera così tradizionale e anche un po' ottusa, in una situazione dove sapeva che c'erano gli Stinger che avrebbero potuto colpire i carri armati. Lo ha fatto perché quella situazione oggi vede una separazione così forte tra la Russia e l'Ucraina, ma prima è una situazione molto intrecciata, dove anche la lotta politica in Russia era lotta politica in Ucraina, e i due fronti, i due momenti di lotta politica erano fortemente interconnessi. Ora, quando vi spiegano che quasi Putin sarebbe un retaggio del vecchio socialismo, comunismo, ma non c'è niente di più falso di questa storia. Putin è frutto esattamente di quell'andamento dell'economia globale che vi ho raccontato prima, perché in Russia si era riprodotto lo stesso sistema capitalistico che c'è nel mondo, cioè dove pochi oligarchi controllavano la situazione. Ora, quando è stata fatta questa scelta, è stata fatta sotto un presidente che si chiamava Yeltsin, questa scelta di passare dal socialismo al capitalismo, quello che è avvenuto in quel paese è stato che a un certo punto non funzionava più niente. È stato che i pensionati scrivevano le lettere al presidente Yeltsin e gli dicevano: compagno Yeltsin, che ancora lo chiamavano compagno, ci guarda che tu ci stai togliendo questo, ci stai togliendo quest'altro, ci stai accorciando la vita, ci stai togliendo la sanità, fa una cosa, mandaci una pasticchetta di cianuro così noi accorciamo le sofferenze e ci togliamo di mezzo prima. C'era un disordine a Mosca che tu non potevi prendere un taxi perché ti trovavi in una stradina e tagliavano la testa e ti rubavano tutto. Non funzionava più niente con questo capitalismo che poi era stato importato da americani che erano andati a fare i consulenti di Yeltsin, 5 grandi professori delle più grandi università americane che hanno trasformato quel paese da paese socialista a paese capitalista. Non funzionava più niente. Questi oligarchi hanno messo Putin al comando di questa nazione perché pensavano che fosse uno che poi loro l'avrebbero governato e gli facevano fare quello che volevano loro. Il fatto è che Putin si è trasformato invece nell'autocrate che conosciamo, ha ricostituito lo Stato, ha fatto quel massacro in Cecenia terrificante del quale sono stato forse uno dei pochi testimoni critici, perché agli italiani andava tutti bene che lui potesse massacrare i ceceni senza lasciarne uno vivo, perché in quel caso lui stava facendo gli interessi dell'Occidente, nessuno fiatava in quella situazione lì. Ha ricostruito lo Stato, ha ricostruito l'esercito, perché badate, questa è una lezione che noi dobbiamo imparare. I dittatori, gli autocrati nascono quando le società si frantumano, quando le società si dividono, quando non c'è più fiducia della gente l'una nell'altra persona. E quindi chi è il dittatore? È uno che acquista la fiducia di quelli che non contano un tubo. Anche in Italia si sta verificando uno sgretolamento di questo tipo, dove la gente ha sempre meno fiducia nella democrazia, sempre meno fiducia nei sindacati, sempre meno fiducia nei partiti, sempre meno fiducia nel voto. E quando questo manca, che cosa succede? Che sei portato a riporre la fiducia nella persona che vedi davanti a te e che può rappresentare dal tuo punto di vista anche le tue esigenze. Ora sapete perché avviene quell'invasione dell'Ucraina? Avviene proprio perché fino a un certo punto Putin le promesse al suo popolo in qualche maniera le ha mantenute, la gente vedeva che c'era un progresso generale, le condizioni di vita magari non in maniera ideale ma progredivano. A un certo punto il meccanismo si è fermato, questo meccanismo si è fermato, e quando tu gli fai scoppiare ai suoi confini una contraddizione che può entrare fino a dentro il suo potere, ecco che lì reagisce come? Col nazionalismo. E quindi abbiamo un nazionalista
che invade per proteggere, dice lui, i russi dell'Ucraina minacciati, e abbiamo altri nazionalisti corrotti, che non avevano assolutamente realizzate né le loro promesse di pace né le loro promesse di sviluppo economico, e la guerra nasce dallo scontro di questi due nazionalismi e nasce dal fatto che le promesse dei potenti non erano state mantenute nei confronti dei più umili. Ma questa guerra, se si fosse sviluppata soltanto tra i due nazionalismi, avrebbe avuto esiti diversi dalla distruzione totale di un paese. E invece è diventata una guerra della NATO contro Putin. Non è che questo lo dice Putin, questa è la pura verità dei fatti. Abbiamo trasformato uno scontro che era tra due nazionalismi in uno scontro tra l'Occidente e Putin. E qual era lo scopo di questo? Quando mi dicono che Putin voleva venire in Europa, ma se non ce la fa manco a tenere l'Ucraina, dove cacchio voleva andare in Polonia? Ma scusate, ma ci sono delle cose che sul piano logico ve le dovete porre delle domande. Ma come questo non ce la fa a mettere sotto gli ucraini e riesce a invadere la Polonia e poi ma chi è Hitler? Putin? Ma questa è una barzelletta, trasformare Putin in Hitler. La verità è che Putin era debole e hanno approfittato della sua debolezza per spostare le armi sempre più verso non la Russia, ma verso gli altri obiettivi che erano la Corea e la Cina, che è il vero obiettivo di questi spostamenti geopolitici. Perfino Putin subiva l'iniziativa cinese, perché i cinesi, guardate bene, si sono convertiti al capitalismo, e da quando i cinesi si sono convertiti al capitalismo, per il capitalismo sono cazzi amari, perché i cinesi sul terreno del capitalismo la sfida la stanno vincendo in Africa e la stavano vincendo anche in Europa, per cui potevano andarsi a prendere anche quei famosi porti ucraini che Putin si è affrettato ad occupare. Questo anche contro Putin, perfino contro Putin, che poi è stato costretto dall'andamento della guerra a piegarsi verso i cinesi. Ma guardate che russi e cinesi non si sono mai voluti tanto bene nel corso della storia, quindi anche questo raccontino è un raccontino farlocco. E allora lo dobbiamo capire di questo capitalismo che nel momento in cui perde la sfida perché i cinesi li battono sul terreno della concorrenza, no, ha bisogno di creare una cortina tra noi e la Russia, quando invece la Russia è Europa e le risorse della Russia dovevano essere Europa, perché l'Europa con le risorse della Russia, le risorse naturali, avrebbe sfidato, superato sia gli americani sia i cinesi. Invece da questa guerra l'Europa è stata messa in ginocchio, è stata messa nella condizione di non avere più parole se non quelle di approvare il comportamento di una potenza straniera, cioè gli americani, che sono venuti qui in Europa a importare, a esportare i loro interessi geopolitici. Questa è la ragione di questa guerra. Ma noi dobbiamo chiederci, ho finito, che vantaggio ne abbiamo avuto? Lasciamo perdere che i Musk, che i produttori di armi, come quelli che prima producevano i farmaci, adesso faranno da 1.500 passeranno a 3.000 miliardi di patrimonio e i 160 milioni in miseria diventeranno 320. Mentre siamo tutti inebetiti a guardare questi telegiornali che ci pubblicizzano la grandiosità delle operazioni economiche che sta facendo la Meloni, qualcuno lo può tirare fuori un attimo il portafoglio dalla tasca e cominciarsi a fare due conti? Perché quello che è successo è che noi in Italia abbiamo un'inflazione al 12%. Cos'è l'inflazione? Aumento dei prezzi. Questa è l'inflazione, detto in parole semplici. Ma l'inflazione può essere generata da due cose. Può essere generata dal fatto che lui ha tanti soldi in tasca, li vuole spendere in ogni modo e questo fa aumentare i prezzi. Perché tanti di voi che spendono contemporaneamente, le merci diventano diciamo più care. E questo genera inflazione. Ma l'inflazione
che abbiamo noi non è determinata da questo. L'inflazione che abbiamo noi è determinata dall'aumento dei prezzi energetici e dall'aumento dei beni di prima necessità. Stiamo parlando della pasta, stiamo parlando del cibo, che sono aumentati del 15%, mentre le bollette sono aumentate del 16%. E sapete come funziona l'aumento del gas? No, non lo sapete, perché i telegiornali non ve lo spiegano. Voi pensate che l'aumento del gas voglia dire che siccome i russi non ci danno il gas, noi andiamo a comprare il gas per riscaldare le nostre case e lo troviamo più caro. Questa è l'idea che ci siamo fatti, no cari miei? Perché il gas non aumenta per il prezzo reale che ha sul mercato quel giorno, ma aumenta per le speculazioni finanziarie che sul gas si fanno, emettendo dei certificati che scommettono sul costo del gas fra 2 mesi, fra 3 mesi, fra 6 mesi, fra un anno. Quindi voi non andate a pagare il prezzo del gas per quello che costa al mercato, lo pagate per quelle che sono le scommesse che avvengono tra le banche e tra i grandi investitori. È come se qualcuno tirasse in alto i dati e vi dicesse: è uscito il 6, dovete pagare il 6% in più, è uscito il 12, dovete pagare il 12% in più. Vi è chiaro questo? E allora, siccome noi siamo costretti in una dimensione europea dove il debito che ancora corre in Italia, che ne dica la Meloni, e prima o poi arriveranno gli svedesi e arriveranno quelli del nord Europa a dirvi: no, un momento, qui è finita la pacchia, quindi PNRR, chiamatelo come volete, ma il debito oltre questo limite non può crescere. Noi siamo prigionieri di questa gabbia che ci hanno costruito addosso nell'Europa, che non è un'Europa politica, che non può usare la moneta come farebbe un qualunque Stato e come farebbero gli Stati Uniti d'America, ma ha una rigidità che ci costringe dentro questo debito che noi potremmo volere allargare o diminuire, e infatti si allarga e diminuisce, perché quando il debito lo doveva gestire uno che si chiamava Monti, non potevamo fare una lira di debito, dovevamo essere tutti quanti messi a stecchetto. I poveri greci li hanno fatti inginocchiare a chiedere pietà. Sono un piccolo paese che noi potevamo salvare dalla catastrofe economico-finanziaria, ma non usando la mano, usando il dito pollice. Li abbiamo umiliati, li abbiamo costretti a piangere miseria, un intero popolo, perché non si doveva fare debito. E quando è arrivato Draghi, che cosa è successo invece? Tutto il debito che ci vuole, ci vuole. Ah, come? Prima non ci voleva un euro di debito e poi tutto il tempo. E chi è che decide quello che ci vuole e quello che non ci vuole? Ecco chi lo decide. Lo decide questo ristretto comitato dei grandi affari che ormai presidia il mercato e che vi promette: non vi preoccupate, perché sarà il mercato che penserà a voi quando la tempesta sarà passata. Invece no, il mercato a noi non ci pensa, perché durante la pandemia noi abbiamo avuto il 5% degli italiani che si sono arricchiti e il 95% degli italiani che invece si sono impoveriti, il 95%. E adesso con la guerra avverrà la stessa cosa. Avremo, sempre che saremo vivi, perché c'è anche da dire questo, ma il 95% di noi uscirà più povero e il 5% ancora una volta più ricco. E il 5% vuol dire che chi si unisce a questo 5%, questo cerchio magico che riesce a stare dentro, va bene, fa i cavoli suoi in tutti i campi, in campo culturale, nel cinema, nel teatro. C'è un 5% che si salva, mentre il resto devono navigare controcorrente, perché se no i giovani perché se ne vanno da questo paese? Abbiate pazienza. Vuol dire che sono scemi? Non credo, perché le possibilità per tutti si stanno restringendo e loro sono i primi a capirlo, sono i primi ad andare a cercare un rifugio in una situazione dove le opportunità per loro diventano più grandi. 10.000 medici italiani formati, 10.000 medici italiani formati lavorano in Europa
e a noi mancano i medici negli ospedali. Ma vi rendete conto di questa contraddizione? Che io devo accendere i telegiornali e devo sentirmi dire che tutto va bene, Madama la Marchesa, e vedere le foto di tutti questi funerali, con sta Meloni che piange a un funerale e passa un altro funerale. Sono solo funerali. Io, guarda, ve lo dico pubblicamente, siccome anche il mio più o meno si avvicina, la diffido da venire al mio funerale, perché insomma perlomeno il mio lo lasciasse libero di potersi sviluppare senza la sua presenza. Ora, ho finito. Allora, quello che dobbiamo fare, tutto quello che ci sta succedendo è perché noi non siamo più una forza. Dobbiamo ricostituire una forza. E per ricostituire una forza ha bisogno che tutti quelli che hanno le bandiere e sono affezionati alle loro bandiere un pochino, non è che le devono ammainare, ma se le devono tenere un po' a casa, e in piazza ci dobbiamo portare solo quella bandiera là. E tutti quelli che credono nella pace e che credono nel fatto, una cosa importante, voi non contate niente per la pace, vi fanno credere questo, vedendo i telegiornali ci fanno quasi pensare che tutto sommato è meglio un po' di guerra in più perché almeno qualcuno vince, e siccome qualcuno non vince, e siccome il nostro nemico non è Putin o Zelensky, ma il nostro nemico è la guerra, perché è la guerra che distrugge le nostre vite, noi dobbiamo sapere che contiamo moltissimo, che se l'Italia tornasse alle sue tradizioni pacifiste e a quello che recita la Costituzione, cioè che noi non dobbiamo entrare in maniera armata in conflitti di altri paesi armati, questo dice la nostra Costituzione all'articolo 11, se noi tornassimo a questo e imponessimo ai nostri governanti di farlo, guardate, come d'incanto, solo l'Italia risolverebbe la guerra. È una cosa pazzesca questa che dobbiamo cominciare a immaginare, perché l'idea contraria che vogliono far camminare, che qualunque cosa facciamo non serve a niente, è completamente inutile, tanto pure Grillo dice se siamo vecchi ci dobbiamo rottamare, se siamo quelli lo dobbiamo no, io me ne frega niente, vecchi, giovani, cosa, mi sono pure scocciato, gay, siamo tutti uguali, vogliamo dignità per tutti e siamo pure rotti di questa continua categorizzazione. E la guerra e la pace sono il terreno sul quale la dignità umana può conquistare un valore universale. Fare una forza, le piccole forze devono convergere, devono mettere da parte i desideri dei piccoli leader e cercare invece un rapporto con la gente, come avveniva una volta, andarcela a conquistare nelle piazze la leadership. Chi ce l'ha la gente lo riconoscerà e chi non ce l'ha la smettesse di stare chiuso in casa aspettando chissà che succede. Quindi è arrivato il momento di fare qualcosa di importante, dei gesti che rinuncino alle prerogative di ciascuno e di costruire finalmente una forza di riferimento. Inizialmente sarà piccola, ma se sarà piccola e non sarà contro gli altri, ma sarà per costruire un'unità più grande, non costruirà disastri, non costruirà divisioni, ma contribuirà a creare l'unità. Questo che dobbiamo fare. Tutto quello che sta succedendo nel mondo nasce dal fatto che non c'è più il comunismo, non c'è più il fondamentalismo islamico e non si sa più chi cavolo deve rappresentare la gente più umile che invece ha tantissimi interessi da porre sul tappeto. E se noi non gli diamo una speranza che si contrappone alla paura che vogliono far dilagare gli altri, senza speranza vuol dire che la gente più umile si convertirà all'autoritarismo e alle dittature. Quindi ciascuno di noi deve sentire il dovere morale di fare qualcosa. La sera, quando va a dormire, deve dire: che cosa ho fatto oggi per impedire questa deriva? Basta stare fermi, basta non fare niente, alziamo questa bandiera della pace dovunque, in Italia, su qualunque scoglio del nostro mare. Grazie Michele Santoro.
Andiamo verso le conclusioni, ma vi ricordo che poi alle 21 ci ritroviamo in piazza perché c'è Eugenio Bennato. Mi fa piacere leggere questo cartello perché non tutti lo vedete. Free Julian Assange, perché la libertà di informazione e di stampa è la base di ogni democrazia. Fondatore di Wikileaks, Julian Assange. Poco fa abbiamo sentito un'ampia, lunga sintesi di Michele Santoro che ha fatto il punto sul allora, conflitto. sabato 24 alle ore 18:30 in sala del Consiglio Comunale di Cinquefrondi ci sarà l'iniziativa su Julian Assange per la difesa dei diritti della libertà di stampa, di opinione e per la difesa della democrazia. Grazie. Ed è l'ennesima dimostrazione di come il Comune di Cinquefrondi continua ad attrarre tutti quelli che fanno delle battaglie per la libertà, per la democrazia, per la pace. Io vorrei dire questo prima di chiamare, anzi intanto si può avvicinare, accogliamolo con un applauso, il sindaco di Cinquefrondi Michele Conia. Noi abbiamo avviato insieme un percorso di politiche di accoglienza che è nato ormai tanti anni fa, nel 2016. Sono passati 7 anni, se so contare. 7 anni che non sono stati sempre facili perché, come sa bene Roberta, come sa Michele, come sanno gli operatori di Cinquefrondi, praticare l'accoglienza non è sempre rose e fiori, significa avere a che fare anche col disagio e quindi si presentano tante situazioni anche difficili che bisogna affrontare e che sono state affrontate in questi anni. Ma Cinquefrondi non ha fatto passi indietro. Però fatemi dire, perché sono 7 anni che c'è un sassolino nella scarpa, che anche alla luce di tutto quello che è successo in questi 7 anni, di questa bellissima piazza, di questa bellissima giornata, di questa manifestazione, chi 7 anni fa si è messo a fare polemiche per una lavatrice che stava in un bagno della mediateca comunale ha proprio sbagliato tutto e oggi non c'è, mi fa notare Giada. Michele Conia. Grazie Giovanni. Non è facile, lo dico sinceramente. L'emozione oggi è forte. E l'emozione è l'emozione di chi ci ha creduto, di chi ha pensato che anche qui, che anche in un comune della provincia di Reggio Calabria, che anche in un comune della Piana di Gioia Tauro potesse accadere quello che oggi è accaduto, potesse accadere ciò che non siamo abituati a vedere. Ed è accaduto grazie a tante persone, non citerò nessuno proprio per non dimenticare nessuno, grazie a chi ha lavorato di giorno, di notte, a chi ha collaborato, a chi ci ha creduto, a chi ha messo le bandiere, a chi ha creato la grafica, a chi ha invitato, a chiunque ha fatto qualunque cosa, perché per fare una cosa del genere bisogna essere un noi collettivo e oggi Cinquefrondi è stato un grande noi collettivo. E quando lo si è, nulla è impossibile. Abbiamo sfidato finanche il sole, faceva un caldo impressionante, siamo rimasti forse i resistenti e i superstiti, ma eravamo tantissimi oggi. È arrivata gente un po' da tutte le parti, già ieri c'era qui nelle vie di Cinquefrondi, c'erano persone arrivate da altre regioni d'Italia. E noi abbiamo deciso di fare questo quando? Noi la Marcia della Pace la facciamo ogni anno, ma una mattina ci trovavamo sulla spiaggia di Steccato di Cutro e di fronte a quella tragedia, di fronte a quelle vite spezzate solo perché cercavano una speranza, ci siamo guardati negli occhi e abbiamo detto: quest'anno la Marcia della Pace deve avere un altro significato. Quest'anno deve dire basta a chi muore in mare. Lo dico perché quelle scarpette, quei pupazzi visti su quella spiaggia non li dimenticherò mai. Così come mentre in Italia tutti eravamo impegnati
legittimamente, non voglio essere frainteso, a piangere un morto a pochi chilometri da noi. 600 persone perdevano la vita nel mare senza che nessuno dicesse nulla, senza che nessuno dicesse non deve mai più accadere. E questa piazza, le strade di oggi, questo vogliono dire, perché noi diciamo, e l'abbiamo detto come sottotitolo, la pace come antidoto alle migrazioni forzate. Non credete ai populismi, non credete a chi vi dice chiudiamo i porti e tutto il resto. C'è un solo metodo ed è quello della pace. Dobbiamo fare in modo che ognuno possa vivere serenamente e tranquillamente nella propria terra, perché se una mamma preferisce, sapendo i rischi che ci sono, mettere il proprio figlio o la propria figlia su un barcone alla ricerca di speranza, vuol dire che il rischio che ha nel far vivere il proprio figlio o la propria figlia nella propria casa, nella propria terra, è ancora superiore. E allora diciamo basta a tutti i conflitti in ogni parte del mondo, non solo a quello russo-ucraino, a tutte le guerre, basta alle armi, basta. E questo è il grido che oggi Cinque Frondi innalza. E voglio ringraziare i tantissimi sindaci che giustamente per tanti impegni sono andati via. Sono stati tanti, non era scontato e non era facile. Sono state tante le associazioni di Cinque Frondi, ma anche di fuori, da fuori, tante sono ancora qui, tanti faranno la notte in viaggio. E allora è chiaro, e dobbiamo esserne tutti consapevoli, che spetta a noi dire che dobbiamo assolutamente rivendicare, chiedere, urlare che vogliamo la pace e i diritti per tutte e tutti, per tutte le donne e gli uomini in ogni parte del mondo. E non funziona, diceva bene Michele Santoro, badate bene, non funziona se diciamo ma io me ne sto a casa mia, a me non interessa. Perché ricordate che chi dice a me non interessa fa parte del problema. Chi dice a me non interessa è colpevole di quel bambino e di quella bambina che muore in mare, è colpevole di chi muore sotto la bomba. Chi è indifferente è colpevole. Lo diceva il grande Antonio Gramsci, uno dei miei grandi maestri. Dobbiamo odiarla l'indifferenza. Dobbiamo credere convintamente che ognuno di noi può fare qualcosa. Nel nostro piccolo, con tanti limiti, con tanti problemi, con tanti difetti, anche con chi, lo voglio dire anch'io, in questi giorni si preoccupava più di irridere questa manifestazione. Avrei preferito che ognuno di queste persone, qualunque sia la loro posizione, fosse stato qui e avesse preso il microfono per dire qual è la sua posizione. Non mi piace chi critica e se ne sta in disparte. Voglio che ognuno si sporchi le mani, come diceva Don Milani, e noi lo facciamo ogni giorno, credendoci. E quella maglietta che mi hanno regalato i ragazzi, per me non c'è premio più importante. Perché quando un ragazzo o una ragazza ti scrive e ti dice grazie Cinque Frondi, non grazie Michele, io non sono nessuno, l'ho sempre detto. Io sono il portavoce di una comunità straordinaria che è la comunità di Cinque Frondi, non sono nessuno. E quando qualcuno ti scrive grazie Cinque Frondi perché grazie a voi, grazie a te, ho riavuto i miei diritti, ho riavuto la possibilità di vivere, vi assicuro che per me non ci poteva essere regalo più grande e più bello. E lo dico davvero col cuore. E allora vado a chiudere. Vorrei veramente citare a uno le tante persone che hanno lavorato su questa marcia. Chi ci ha lavorato per ruolo, chi perché aveva, tra virgolette nel senso buono del termine, un dovere, ma anche le tante persone volontarie che mi hanno chiamato, che mi hanno scritto e mi hanno detto cosa possiamo fare, cosa posso fare. Ecco, quando
succede questo, succede già l'inizio di una scintilla. E quando c'è una scintilla, ricordatevi che ogni rivoluzione parte da una scintilla. E per quanto mi riguarda oggi da Cinque Frondi, una piccola scintilla ha aperto una grande rivoluzione, perché da Cinque Frondi si alza il grido di pace, di popolo di pace, e lo porteremo dovunque. E allora voglio chiudere con una frase forte che dico da tempo: non mi interessa la tifoseria, non mi interessa quando si parla di guerra, e vi guardo tutti, non si parla di Inter e Juventus, non si parla di chi è con Putin o di chi è con Zelensky e così via per tutte le altre guerre, perché quando si parla di guerra si parla di bombe, si parla di fame, si parla di morte, si parla di bambini che muoiono, di bambini che devono andare via dalle proprie case, si parla di vita. E allora non mi interessa la tifoseria, no, quella lasciamola al calcio. Ricordatevi sempre, e chiudo così, che la guerra la decidono i potenti e la pagano i popoli, e oggi il popolo sta urlando basta ad ogni guerra. Grazie a tutti e tutti, e questa sera vi aspettiamo per un grande concerto con Eugenio Bennato, che voglio ringraziare per aver voluto aderire con la sua musica e la sua arte a questa serata. Grazie e viva Cinque Frondi e viva la pace! E con questo chiudiamo questa lunghissima diretta, non me l'aspettavo nemmeno io così tanto lunga. Vi ringrazio per averci seguiti, come sempre restate sintonizzati sull'edicola di Pinuccio, e stasera magari riesco a mettervi qualche spezzone del concerto di Eugenio Bennato. Grazie ancora, grazie a tutti.